L'imprenditore veneziano in carcere in Sudan da circa 2 mesi è stato rilasciato e si trova ai domiciliari in un albergo in attesa degli sviluppi dell'indagine a suo carico. Ad attenderlo il padre. Una doccia, un piatto di spaghetti e un vero letto sul quale riposare. Il racconto dei primi momenti di Zennaro fuori dal carcere nelle parole del fratello che dice: non cantiamo vittoria, questo è un primo passo, dobbiamo riportarlo a casa. Caso AstraZeneca, gestione nazionale imbarazzante, dice Zaia, che conferma il richiamo per gli under 60 sarà con Pfizer o Moderna. Coinvolti 36.000 veneti, per lo più insegnanti e forze dell'ordine. Il tentato colpo alla gioielleria di Piazza San Marco con fumogeni, arrestata la banda che colpì nel 2017, era cercata in mezza Europa. Boato nella notte a Bagnoli di Sopra nel Padovano, fatta esplodere una bomba contro la macelleria del paese, indagano i carabinieri, il titolare non so darmi una spiegazione. Timbrava il cartellino e poi usciva per prestare servizio in un centro benessere. La Guardia di Finanza di Bassano incastra un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Asiago, 70 episodi di assenteismo accertati. Festa di Sant'Antonio, ascolti record per la lunga maratona in diretta del gruppo Media Nord-Est. Ieri dall'alba alle 22:30 il viaggio della reliquia, le messe, l'attesa e la gioia di fedeli e pellegrini, un racconto che ha saputo emozionare. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano la notizia che si aspettava da settimane. L'imprenditore Marco Zennaro è stato rilasciato e ora si trova ai domiciliari in un albergo in Sudan in attesa che si chiariscano le accuse a suo carico. Ad attenderlo una volta fuori da quella stanza in cui è stato detenuto per tutto questo tempo in condizioni disumane c'era il padre Cristiano. Eccoli, finalmente insieme. Dopo oltre 2 mesi di angoscia, Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano 46enne, è stato rilasciato per trascorrere i domiciliari in albergo, in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico. La conferma arriva dalla Farnesina. La scarcerazione è arrivata nel quadro di un lungo negoziato seguito passo dopo passo dall'ambasciatore a Khartoum e dal direttore generale Vignali, che si era recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del ministro Di Maio, che ha espresso soddisfazione. Per ora Zennaro dovrà restare in Sudan ad affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto. Immediate le reazioni da parte del mondo politico. Il sindaco Brugnaro ha espresso gioia e soddisfazione ringraziando il premier Draghi per il lavoro decisivo della nostra diplomazia. Tiriamo un primo respiro di sollievo, è stato il commento del governatore Zaia, perché Marco esce da un regime carcerario disumano al quale è stato costretto. Dopo ciò l'obiettivo è riportarlo a casa, ha concluso. Così la pensa anche il senatore veneziano Ferrazzi. E ora si tratta di lavorare tutti insieme compattamente come abbiamo fatto fino adesso, per lavorare per la sua liberazione, cioè per riportarlo a casa. È per questo che ci dobbiamo coordinare tutti, dobbiamo coordinarci col governo, con la Farnesina, perché questa è una tappa importante ma non è la definitiva. Soddisfatte le tante associazioni veneziane sportive che in queste settimane hanno organizzato manifestazioni e lanciato appelli con l'hashtag Marco Libero per farlo tornare a casa. L'ultima domenica a Venezia, nel giorno di Sant'Antonio, quella dei regatanti, durante la quale la moglie Carlotta è riuscita a contattare Marco con una videochiamata in cui lui ha potuto vedere la grande mobilitazione in suo onore e non è riuscito a trattenere le lacrime. Martedì è attesa una nuova udienza civile. Siamo felici, ma dopo quanto accaduto non possiamo cantar vittoria. Parla il fratello di Marco Zennaro che racconta: ha mangiato un piatto di spaghetti appena ha potuto. Non sono ancora riuscito a sentirlo, diciamo che volutamente non l'ho chiamato, sto lasciando che si riposi se ha bisogno di riposarsi. Ho sentito mio padre, mi ha detto siamo qua, è di là, si è fatto la doccia, ha mangiato un piatto di spaghetti. Doccia, spaghetti e un comodo letto. Ciò che per molti è normale oggi per Marco è stato il raggiungimento di un sogno, ma è ancora presto per essere tranquilli, dice il fratello. Non bisogna cantare vittoria finché Marco non sarà qui a Venezia dalla sua famiglia, insieme ai suoi dipendenti qua in officina. Siamo contenti, felici, emozionati di quanto è successo oggi dopo tutto questo tempo, però restiamo cauti, restiamo coi piedi per terra perché conosciamo anche quanto è successo in precedenza. E io penso che lui da un lato sia molto contento, penso che adesso farà tutte le telefonate ai familiari, ai suoi figli e poi però già domani si capirà molte cose.
Ecco perché domani infatti c'è un'udienza importante. Domani sarà di nuovo presa in mano l'udienza, sarà di nuovo ridiscussa e si capirà anche domani che cosa succederà nei prossimi giorni. Sicuramente il primo stato d'animo può essere stato quello di liberazione, ma come vi ho detto prima c'è anche l'angoscia che rimane, persiste e sicuramente non sarà una cosa che passa in poche ore. La presenza di Marco è fondamentale anche in azienda. Abbiamo contato finora sulla buona volontà, anche sulla competenza e la professionalità dei dipendenti che sono riusciti a portare avanti fino adesso l'attività, ma è chiaro che senza l'amministratore delegato una situazione così non è più sostenibile, quindi anche l'appello che facciamo noi è che quello che il governo si attivi per riportare a casa il prima possibile Marco. Non è semplice continuare un'attività senza avere un riferimento, senza avere l'amministratore all'interno, siamo tutti molto preoccupati, aspettiamo tutti Marco a casa. Che cosa ha dato forza a Marco in questi mesi? Me lo domando anche io veramente. È difficile capire da dove gli siano arrivate le forze. Veniamo adesso al caso AstraZeneca. Zaia conferma il richiamo per gli under 60 sarà fatto solo con Pfizer o Moderna. Coinvolti 36.000 veneti, per lo più insegnanti e forze dell'ordine. C'è ovviamente tutto un problema di riprogrammazione perché noi abbiamo 36.000 persone segnate nelle agende con AstraZeneca. Sono 36.000 i veneti, per lo più insegnanti, forze dell'ordine e categorie essenziali che dovranno ricevere il vaccino eterologo. Così è stato deciso dal Comitato Tecnico Scientifico. Sotto i 60 anni chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca ora farà Pfizer o Moderna. Il Veneto non ha mai fatto l'Open Day, ma ha scelto di vaccinare solo per classi di età e questo, dice Zaia, ci ha salvato. Ci ha salvato da un guaio che poteva essere molto più grande, perché se noi avessimo fatto magari come qualche altra regione, saltando dai 70, poi aprivamo i 40 e visto che c'eravamo utilizzavamo un po' di AstraZeneca per avere il magazzino evaso, eccetera. Oggi noi avremo dei richiami in seconda dose molto più importanti di 36.000 dosi. Nei centri vaccinali veneti si sono presentate anche persone, per ora solamente 4, che hanno rifiutato di mescolare i vaccini tra prima e seconda dose. Tutto il balletto fatto a livello nazionale con AstraZeneca è a dir poco imbarazzante, dice Zaia. Sul fronte vaccini in Veneto in magazzino ci sono 279.992 dosi così ripartite. AstraZeneca 137.356, Johnson & Johnson 88.724, Moderna 16.919 e Pfizer 40.993. Temo che a luglio non sarà così rosea la fornitura di vaccini, continua Zaia. Non pare ci siano trend in aumento, sarebbe una fortuna averli stabilizzati. Sulla terza dose dice: Il Green Pass parla di validità fino a 9 mesi dall'ultima dose. Letta tra le righe vuol dire che dopo 9 mesi qualcosa deve accadere. Allora, io penso sia impensabile che non ci sia un richiamo, no? Intanto l'assessore Emanuela Lanzarini ha spiegato che i farmacisti stanno ormai ultimando i corsi per poter vaccinare. E a proposito di farmacie, è stato raggiunto un accordo tra Federfarma Veneto e Federalberghi Veneto rivolto ai turisti, che prevede test rapidi nella farmacia più vicina alla struttura ricettiva dove si trascorrerà la vacanza a prezzi calmierati. E intanto è boom di richieste di tamponi, di test rapidi proprio eseguiti nelle farmacie da parte di invitati ai matrimoni. E per andare incontro alle richieste di chi dovrà partecipare ad una cerimonia nuziale, l'USL 2 ha aperto altri 260 posti per le vaccinazioni, alla luce di un'ottantina di richieste giunte ai call center solo negli ultimi giorni. Tamponi rapidi direttamente nella farmacia più vicina a prezzo calmierato, con esito e relativo certificato nel giro di pochi minuti, anche in lingua inglese. È quanto prevede la convenzione sottoscritta da Federalberghi Veneto e Federfarma Veneto per il lancio del turismo in sicurezza. L'accordo infatti è rivolto agli ospiti italiani o stranieri delle strutture ricettive. Il progetto prevede poi una tariffa scontata per la fornitura di kit alle imprese alberghiere e per l'esecuzione dei tamponi al personale. Intanto, nonostante la situazione epidemiologica in Veneto sia in costante miglioramento, i cittadini continuano a rivolgersi proprio alle farmacie per eseguire i test rapidi in vista magari di una vacanza.
Abbiamo ancora tanta richiesta di tamponi fatti ed eseguiti in farmacia e questo è positivo perché ovviamente noi siamo obbligati poi a inserire i dati in piattaforma sia nel caso di una positività sia nel caso di una negatività, in modo tale da dare anche contezza alle regioni dei veri numeri di persone che vengono testate. E in queste ultime settimane le richieste di effettuare in farmacia il test rapido arrivano soprattutto dagli invitati ai matrimoni per ottenere il Green Pass necessario a partecipare alla cerimonia. Ne abbiamo parecchi, ne abbiamo diversi, non tutti hanno ancora completato il doppio ciclo vaccinale, il Green Pass è ancora in fieri, per cui effettivamente quest'estate stiamo avendo parecchie richieste proprio da partecipanti a cerimonie, che siano battesimi o che siano matrimoni. La cronaca adesso, il tentato colpo a San Marco con fumogeni, arrestata la banda ricercata in mezza Europa. Fondamentale il coordinamento dei Carabinieri di Venezia con l'Ufficio Europeo di Polizia. Fumogeni su piazza San Marco per la tentata rapina a mano armata alla gioielleria Rocca, all'improvviso panico tra la gente, avvolta e spaesata dalla inaspettata coltre di nebbia. Il primo dei due fumogeni qui ai piedi del campanile, l'altro appena più in là sotto la torre dell'orologio. 17 marzo 2017, 14 giugno 2021 si stringe il cerchio dell'indagine denominata San Marco dei Carabinieri della Compagnia di Venezia e coordinata da Europol con i colleghi cioè della polizia francese, austriaca, estone e finlandese, con la Procura di Venezia e gli equivalenti dei citati paesi esteri. 8 le persone arrestate per il tentato colpo di 4 anni fa e per altrettanti in tutta Europa messo in atto da una banda estone composta da paramilitari con soldati sbandati e tossicodipendenti. Sono tutti soggetti estoni, soggetti che vanno da un'età di circa 20 anni più giovani, diciamo la manodopera, fino ai 40 anni. Dopo il tentato assalto a Venezia, la banda con le stesse modalità aveva agito anche a Bastia in Francia e quindi in Austria con il conflitto a fuoco a Innsbruck e il ferimento e l'arresto di 3 della banda. Il capo accusato di oltre 100 rapine e pure di omicidio. Incastrati da questa foto pubblicata sui social da un gruppo di vicinato di Marcon, insospettito dal fare ambiguo dei soggetti che dormivano in questa Chrysler con targa estone, peraltro segnalata sempre ai carabinieri da un altro cittadino di Marcon. Tramite un sito di Facebook, possiamo dirlo in questo caso, ci ha permesso di raccogliere la foto di una macchina con la presenza degli autori della tentata rapina che era stata fatta qualche giorno prima. Fondamentale anche l'ausilio della polizia locale dei tantissimi frame ottenuti anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella città metropolitana. Il coordinamento è sempre fondamentale e porta sempre alla risoluzione del problema. Boato nella notte a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Qualcuno ha lanciato una bomba contro la macelleria del paese. Indagano ora i carabinieri, mentre il titolare del negozio dice: non so darmi una spiegazione. Il negozio era esploso, 3 vetrate anche all'interno. È un gran danno, insomma. Non sappiamo chi sia stato. Adesso stanno indagini dei carabinieri che stanno andando avanti. Andrea Parton parla a poche ore di distanza dall'esplosione che ha quasi distrutto la macelleria di famiglia nella piazza centrale di Bagnoli di Sopra. Il boato verso mezzanotte è stato udito fino a Conselve e ha rotto le finestre di un'abitazione vicina. Qualcuno ha lanciato contro le vetrine del negozio un ordigno rudimentale. Il botto provocato dall'ordigno ha causato danni seri, lo vedete, la vetrata distrutta, la serranda divelta, anche le tende sono crollate e ci sono danni ingenti anche all'interno del locale. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno raccolto i reperti, stanno cercando di capire che tipo di esplosivo sia stato utilizzato. Le indagini stanno considerando tutte le ipotesi possibili, compresa quella della ritorsione, visto le modalità che fanno pensare ad un atto intimidatorio. Nessuna minaccia per il momento. Per il momento no, adesso vediamo più avanti. Però non so come mai, forse hanno visto l'attività che lavora, che avranno soldi. Stiamo indagando, insomma, tutto qua. Andrea Parton, che gestisce da anni l'attività di famiglia, non sa darsi spiegazioni. Il sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto Milan, parla di atto vile e spregevole per intimorire chi lavora onestamente. No, perché credo nella giustizia, insomma, credo
ci sono le indagini, stanno avanti, speriamo bene. Il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, ha annunciato che affronterà la questione della bomba alla macelleria durante il prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico previsto per giovedì e dove saranno presenti le forze dell'ordine e il sindaco del piccolo comune della Bassa Padovana. Operazione delle Fiamme Gialle di Bassano che hanno incastrato un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Asiago. Timbrava il cartellino e poi usciva per prestare servizio in un centro benessere. 70 episodi di assenteismo riscontrati dal 2017 al 2020, un copione arcinoto. Timbrava il cartellino all'ospedale di Asiago e poi usciva per farsi gli affari suoi. E il giudice per le indagini preliminari ha disposto per un medico del pronto soccorso del nosocomio dell'altopiano l'obbligo di dimora ad Asiago, la sospensione dal pubblico ufficio di medico e il sequestro di 6.700 euro. Il professionista, dopo una serie di segnalazioni, è stato incastrato dalla Guardia di Finanza di Bassano, che lo ha tenuto d'occhio per diverso tempo, compresi i controlli dei tabulati telefonici. Le attività di osservazione, pedinamento e controllo che sono state poste in essere dalla Guardia di Finanza nei confronti del medico hanno permesso di rilevare che dopo la timbratura il soggetto, l'indagato, si recava presso un centro benessere sito nell'altopiano dei 7 comuni. Qui prestava servizio come libero professionista, lasciando scoperto il posto dove c'era più bisogno, in ospedale, sottraendo 194 ore al servizio sanitario pubblico di cui era dipendente. Adesso di cosa deve rispondere questo medico? Di truffa aggravata ai danni dello Stato, il cui ente, in questo caso danneggiato, è l'US 7 Pedemontana. Ed è soddisfatto il direttore generale dell'USL 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, per l'esito di questa operazione della Guardia di Finanza di Bassano che ha portato appunto alla scoperta del medico furbetto. La collaborazione tra l'azienda sanitaria e la Guardia di Finanza, in particolare voglio ringraziare il Maggiore Potenza e tutta la sua squadra, perché abbiamo veramente scoperto questo furbetto che giustamente è stato nel frattempo sospeso già dall'azienda. Attendiamo adesso con la chiusura delle indagini il provvedimento del giudice, con il quale poi proseguiremo con i provvedimenti di conseguenza. Una buona collaborazione tra istituzioni che dimostrano ai cittadini che portano alla sicurezza del cittadino. Quando vediamo che qualcosa non gira per il verso giusto, ci affidiamo all'autorità giudiziaria attraverso le forze di polizia che ci aiutano appunto per scoprire se ci stiamo sbagliando oppure abbiamo ragione, e quindi allontaniamo questi soggetti. E adesso parliamo della lunga diretta del gruppo Media Nord-Est ieri dall'alba fino a tarda serata per seguire la festa di Sant'Antonio, diretta che ha registrato ascolti record. Ancora una volta si conferma dunque la potenza della devozione popolare nei confronti di Sant'Antonio. Ancora una volta i veneti e il mondo intero hanno confermato che la devozione nei confronti di Sant'Antonio non ha confini. L'amore della gente per il santo con la S maiuscola è reso ancora più saldo dal periodo di grande difficoltà che tutti stiamo vivendo da troppo tempo ormai. Questo rapporto è stato ribadito per l'ennesima volta grazie anche a Rete Veneta, che ha portato nelle case di tantissimi veneti le immagini di una giornata straordinaria. Fin dalle 5:30 del mattino il grafico ufficiale dell'Auditel, che raccoglie e diffonde i dati di ascolto delle televisioni del Veneto, afferma la presenza di centinaia di migliaia di persone davanti alla TV di casa. Poi è tutto un crescendo con la reliquia del santo che esce per la prima volta dopo secoli dalla Basilica della Salute di Venezia per viaggiare sulle terre tanto amate da frate Fernando da Lisbona fino alla città che custodisce il suo corpo e il suo culto. Anche nel pomeriggio, quando il busto del santo viene portato nei luoghi simbolo di Padova, il volume dei contatti televisivi è altissimo, per una giornata da record per Rete Veneta e per la televisione del Veneto in generale. Dopo il volo in elicottero del 2020, il santo ha cambiato percorso e molti pellegrini sono tornati a visitare la basilica. Quel che non cambia è la potenza inaudita della devozione popolare e la capacità del gruppo Media Nord-Est, esercitata da giornalisti, tecnici, operatori e registi, di portare nelle vostre case questo sentimento travolgente. Ancora una volta noi con i veneti per raccontare una regione, un popolo, una storia bellissima, quella del Veneto. E allora ripercorriamo con le suggestive immagini della diretta di Rete Veneta la lunga giornata di festa per Sant'Antonio. Eravamo in mezzo alla folla dei fedeli, ecco qua,
l'apertura della porta è un momento molto importante ed è proprio il rettore della Basilica, Padre Oliviero Svanera, con altri fratelli, buongiorno, per questo piccolo e importantissimo rito, e si svela, come vedete, la Basilica. Nel giorno della sua festa Antonio accoglie i pellegrini arrivati per pregare sulla tomba. All'alba è iniziata la lunga diretta di Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che passo passo ha raccontato le emozioni e la devozione di una giornata importante, non solo per i padovani ma per migliaia e migliaia di fedeli in tutto il mondo. Momento clou di questo 13 giugno, l'arrivo da Venezia della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio, conservata dal 1652 nella Basilica della Salute e riportata per la prima volta a Padova, dove resterà esposta per una settimana. Parte l'applauso. Portata dalla patriarca di Venezia Francesco Moraglia e dal rettore della Basilica del Santo, padre Oliviero Svanera, la reliquia è entrata a Padova salutata dagli applausi dei fedeli in trepidante attesa sul sagrato. È il momento culminante, come vi dicevo, di una giornata che ci ha visto pellegrini. Dopo la messa solenne, la seconda emozionante peregrinazio, quella della statua del santo e di una reliquia ex massa corporis, che hanno viaggiato lungo le strade della città per portare la parola di Antonio in luoghi carichi di significato. Prima il carcere per portare conforto ai detenuti, poi la Camera di Commercio per una preghiera per le attività produttive in crisi e per i lavoratori, a seguire il comune e l'università, culla del sapere scientifico. Le emozioni in diretta vissute con Rete Veneta hanno accompagnato i fedeli da casa anche durante la messa solenne del pomeriggio, culminata con l'uscita della reliquia del mento. A fine giornata migliaia le preghiere arrivate attraverso i canali social e portate sulla tomba di Antonio, che ha accolto i pellegrini fino alle 22:30, al momento in cui la porta della Basilica si è chiusa, anche se rimarrà sempre aperta per accogliere i fedeli e le loro vite. E allora adesso vediamo le emozioni, le storie dei migliaia di pellegrini in attesa dell'arrivo del santo di Sant'Antonio. Tutti benvenuti, benvenuti. Bene? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sant'Antonio vi protegga e vi custodisca. Saluti, buona festa, buona festa. Accolti da padre Oliviero, i primi pellegrini sono entrati in Basilica alle 5:30. A piedi o in bicicletta sono arrivati da più parti della provincia e non solo. 2 chilometri di bicicletta. Da 12 anni che veniamo. Da 12 anni in bicicletta da Campagna Lupia. Siamo quasi anche alle 5:45 da Piazza Matteo. Alle 4:45. Alle 4. E svegli alle 3. Insomma, signora, ci ha messo 2 ore o un'ora? Perché è importante qua. Un'ora, alle 3:45 siamo partite. Don, li hai portati tu? Sono venuti insieme, siamo venuti insieme. Sì, da sì. Maserà? Da Maserà, esatto. Come si sono comportati? Molto bene, assolutamente. A piedi? Abbiamo camminato e abbiamo pregato e abbiamo condiviso la bellezza dello stare insieme. È arrivato a piedi? Sì, sì. Da Cittadella, 37 chilometri. Anche i politici come Giuseppe Panna si mischiano tra i fedeli venuti a ringraziare il santo nel giorno della sua festa. Lui era un grande, c'è poco da fare, quindi è veramente il santo per eccellenza. Cos'è Antonio per lei? Per me, guardi, il santo più nominato in tutto il mondo, ma per me personalmente credo sia una persona che ce l'ho sempre nel cuore e quando in qualsiasi situazione mi rivolgo a lui so che ho una persona di cui posso fidarmi sempre. In coda per tutto il giorno con il gesto simbolo di devozione, il tocco della tomba con un fazzoletto, una foto, semplicemente poggiando la mano. È così che il pellegrino prega Antonio e affida a lui le persone care e le speranze. Intorno alle 9 di sera si sono contati oltre 6.300 passaggi alla tomba del santo, un pellegrinaggio di fede che quest'anno ancor di più è simbolo di rinascita. È una bella giornata, un bel regalo. Non era programmato, però è stato un bel regalo che che cos'è per lei Sant'Antonio? Sant'Antonio ci ricorda che se guardiamo il cielo viviamo meglio. È importante venire ad adorare il nostro patrono, Sant'Antonio. Che messaggio dà a sua figlia di questa giornata? È una giornata speciale perché ci avvicina tutti quanti dopo questo lockdown che ci ha tenuti chiusi per un bel po' ad essere ancora aperti, liberi e venire qui a pregare il nostro santo.
Voltiamo pagina, vediamo la riapertura delle malghe in una festa di campanacci sull'altopiano dei 7 comuni. La bella stagione è finalmente arrivata e inizia sulle montagne venete il periodo dell'alpeggio. Sull'altopiano dei 7 comuni sono molte le malghe che hanno riaperto le loro porte ai visitatori, che già da domenica hanno riscoperto il gusto della tradizione nel comprensorio malghivo più importante dell'arco alpino. Qualcuno, come Malga Scura in Marcesina, ha deciso di ritornare in alpeggio accompagnando le vacche rigorosamente a piedi fra sentieri e prati. Qualcun altro ha scelto la comodità portando il bestiame con il camion. Il risultato non cambia, dato che finalmente il concerto dei campanacci è tornato a rallegrare i pascoli fioriti dell'altopiano. Non tutte le malghe però sono già tornate in attività. L'inverno particolarmente rigido e il maltempo dei giorni scorsi comporteranno infatti qualche ritardo, ma entro un paio di settimane tutte le strutture con le loro caliere e le latterie torneranno alla vita. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 con Ring. Ospiti Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, e Sergio Giordani, sindaco di Padova. E poi a seguire il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio, per vivere insieme le emozioni della festa di ieri. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al meteo. L'estate 2021 decolla, l'anticiclone africano si espande, i prossimi giorni saranno all'insegna di un tempo in prevalenza stabile e di un caldo intenso. Il dettaglio di martedì 15 giugno. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato, su tutti i settori della nostra regione splenderà il sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per qualche occasionale addensamento in mattinata, ma del tutto innocuo. Venti localmente moderati, orientali, temperature in lieve aumento, clima caldo e afoso, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo più nuvoloso in mattinata, ampio soleggiamento con il passare delle ore e senza piogge. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime poi sui 24-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui tanto sole e nulla di particolare insomma da segnalare. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.